La rielezione del presidente Sergio Mattarella non è un po' la sconfitta della politica? Ma io innanzitutto credo che l'elezione di Sergio Mattarella sia una vittoria per l'Italia, un elemento di stabilità per il nostro Paese, per la sua credibilità, una garanzia per proiettare il nostro Paese al futuro e credo che vada ringraziato Mattarella, che vada ringraziato il suo senso del dovere e il suo spirito di sacrificio nell'accettare un incarico che, come ha detto, era diverso dalle sue prospettive personali. Credo che anche il Parlamento alla fine, nelle condizioni date, abbia fatto una scelta di responsabilità. Parliamoci chiaro, non c'era nessuno schieramento in grado di poter pretendere il Presidente della Repubblica espressione della propria forza, è un Parlamento molto frammentato, c'è stata prima la velleità di Berlusconi di essere Presidente, poi l'avventurismo di Salvini che non ha prodotto niente e a quel punto c'è voluto uno sforzo di responsabilità ulteriore. Questo sforzo ha portato a Sergio Mattarella. Non ci sono stati anche troppi veti da parte vostra, perché dei nomi sono stati fatti anche di personalità, chiamiamole super partes, nomi su cui il Partito Democratico magari in un momento era d'accordo, poi si è sfilato. Ma il Partito Democratico ha deciso di affrontare questa situazione con un certo senso di consapevolezza. Non avevamo un numero così elevato di grandi elettori da poter imprimere un nostro gioco e abbiamo sempre parlato di un metodo. Il metodo era trovare una candidatura che fosse all'altezza della fase difficile che stiamo vivendo, che fosse espressione dell'unità nazionale e che fosse il risultato del più grande coinvolgimento delle forze parlamentari. Abbiamo per giorni e giorni cercato di arrivare a questo risultato.